Una riflessione sull'erosione costiera di San Leone ci arriva da Mare Amico. Da diversi anni la spiaggia del Viale delle Dune di San Leone è stata progressivamente aggredita dall'erosione costiera. Le cause principali del fenomeno erosivo sono da ricercare nella scelta dissennata negli anni 60 di costruire una strada sulle imponenti dune sabbiose, invece di costruirla a monte, ma anche la realizzazione del lungomare e l'ampliamento del porticciolo turistico che hanno causato la modifica delle correnti e rubato milioni di metri cubi al mare. Gli effetti erosivi nel Viale delle Dune iniziano a manifestarsi già negli anni 70. Negli anni 80 vengono realizzati 10 barriere frangiflutti parallele alla costa. Purtroppo, alla fine di queste barriere è stato costruito un pennello perpendicolare alla costa, che ha accelerato il processo erosivo nelle spiagge verso est, poiché provoca un eccessivo accumulo di sabbia e impedisce la libera circolazione delle acque. Negli ultimi anni, invece di studiare il fenomeno e le correnti, hanno provato a inseguire l'erosione, scaricando tardivamente e inutilmente tonnellate di pietre a riva per difendere la cosiddetta pista ciclabile e la strada. Se non si affronta in modo razionale, afferma Mare Amico, la situazione presto sparirà, tutta la spiaggia delle dune e il boschetto, e alla fine verrà aggredita pure la strada. Cosa fare? Va gradualmente smontato il pennello perpendicolare alla costa, studiate le correnti e infine vanno montate le barriere soffolte al largo della costa. Un'operazione simile è stata già realizzata a Realmonte di fronte al Madison e al Lido Russello nel 2012 e di fatto salvando queste spiagge. Un'ultima riflessione, conclude Mare Amico, questo genere di lavori non possono essere né progettati né finanziati ad Agrigento. L'amministrazione comunale ha il dovere di chiedere immediati interventi a Palermo e a Roma prima che sia troppo tardi.